alcuni meteo, ci sarebbe un uragano tropicale nel Mediterraneo. Quindi è stato individuato, diciamo, al largo della Sardegna, tra le coste, diciamo, dell'Africa e della Sardegna. Quindi è stato classificato di tipo TLC, che significa Tropical Like Ciclone, quindi più o meno caratteristiche del Medican, quindi massima attenzione perché sono caratterizzate da piogge torrenziali davvero esplosive, diciamo così. Quindi è intervenuta anche la Protezione Civile Nazionale, quindi questo profondo centro depressionario è posizionato tra la Sardegna, le isole Baleari, scendendo verso il Nord Africa e quindi innescherà un intenso flusso di correnti meridionali, fortemente ragazzi, ma davvero perturbato, che impatteranno sulle regioni ioniche italiane, quindi dal pomeriggio di oggi. Quindi ragazzi, massima attenzione, quindi gran parte da partire dal pomeriggio di oggi fino a domani, martedì. Quindi per gran parte della giornata di domani precipitazioni temporali con particolari caratteristiche e intensità davvero notevoli, quindi massima attenzione sulla Sicilia, sulla Calabria, sulla Basilicata e poi anche forse sulla Campania, quindi venti di scirocco, raffiche di burrasca, ragazzi, ce n'è davvero per tutti, quindi violente mareggiate, ripeto ragazzi, non andate vicino al mare come già ho detto, comunque potete leggere questo comunicato ragazzi nel comunicato diffuso su http www.protezionecivile.gov.it. Quindi il comunicato dice questo ragazzi, ve lo dico io. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo impattando sulle diverse aree del paese potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, quindi massima allerta. Quindi non lo so, Francesco, ma penso di sì, guarda, qui parla di questo, l'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, capisci? Quindi, a parte il maltempo che già stava arrivando qua, che io avevo detto che arrivava dalla Sicilia, adesso si è messo pure questa specie di Medican, diciamo così. Loro non hanno detto proprio uragano, uragano, hanno detto tropical cyclone, però è quello il significato al finale, quindi dice Basilicata, Calabria, Toscana, Abruzzo, Puglia, diciamo Campania. La Campania forse un po' meno perché dice che la maggior parte sarà la Sicilia, ragazzi, la Calabria, Basilicata, quindi Abruzzo. Queste qua perlomeno sono le regioni più interessate a questo fenomeno. Quindi potete andare a consultare il sito della Protezione Civile, ma ve l'ho detto io che cosa hanno detto. Quindi ci sta scritto proprio, ciao Avvocatella, che è stato individuato un uragano tropicale nel Mediterraneo. Quindi è stato, loro lo chiamano TLC, significa Tropical Like Cyclones, quindi in termini diciamo normali il Mediterraneum urricane, quindi sapete bene che cos'è urricane, non è che volete questo profondo centro depressionario, ripeto ragazzi, attualmente è posizionato tra la Sardegna, isole Baleari, scendendo verso il Nord Africa. Quindi tutto questo flusso di correnti adesso si mescolerà e chissà che cosa nascerà. Quindi un casino secondo me. Questo qui dal pomeriggio di oggi, ragazzi, lunedì 12 novembre, quindi da oggi, quindi massima attenzione sulla Sicilia, Calabria, Basilicata, forse la Campania, ci salviamo un pochino noi, però sulla Sardegna, queste zone qua, raffiche di burrasca forte o tempesta su Sicilia e Calabria. No, avvocate, da te, no, 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 qua si parla solo del sud Italia, sfortunatamente. Fortunatamente per te, avvocate, no, no, è una cosa solo del sud Italia perché
questa depressione che dicono sia tipo TLC, cioè Tropical Ciclone, cioè l'uragano, si trova purtroppo tra la Sardegna, le Baleari e il Nord Africa, quindi da noi. Quindi male che vada, ragazzi, sarà il Sud Italia ad essere flagellato, però si deve ancora vedere che cosa succederà. Quindi si sta formando, quindi non è detto che si formi, però dalle condizioni che ci sono tra la Sardegna, le Baleari e il Nord Africa, dicono che sicuramente al 90% si formerà questa depressione e quindi automaticamente un ciclone, un uragano, come lo volete chiamare voi, Medicane, Hurricane, ognuno lo chiama come vuole. Io dico sempre un uragano a finale, quindi è intervenuta pure sul web la Protezione Civile Nazionale, quindi se volete andate a consultare sul sito della Protezione Civile, quindi lì troverete, ma già ve l'ho detto io, quindi non è che dice fate massima attenzione perché così, 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 quindi aprite gli occhi, quindi sì, sì, a finale Franci per forza penso di sì. A parte che, come ho sempre detto io, ho detto che più avanti si va e più si sta tropicalizzando l'Italia. Quindi sicuramente avvocate non rispondere perché è la signora, te lo dico io già. Già Ciociarella non mi piace come nome. Lasciala stare. Sì, sì, e questa è una cosa che già mi ha scritto, perciò lo so. Ciociarella già me l'ha mandato in un messaggio, quindi la sua calligrafia, la sua memoria, quindi non c'è bisogno che diciamo chi è. Però parliamo di altro, ragazzi. Quindi, ragazzi, massima attenzione perché, come ripeto, e maltempo ci sarà sicuramente. Quindi, salutiamo la signora. Ciao, è stata bannata. Quindi, prevenire è meglio che curare. Quindi, ciao, ciao direttamente. Quindi, proseguiamo, ragazzi. Quindi stavo dicendo che l'Italia si sta tropicalizzando, Francesco. Da tempo abbiamo detto che l'acqua è ancora calda adesso se vai a qua a Salerno, con tutto che ha fatto quest'acqua, Francesco, l'acqua è calda a mare. Perché come si chiama? Il mio amico pescatore, quello che io ho mandato pure le foto a Vocatella che va a prendere esce per pesca, ha detto che l'acqua è calda, non è fredda, sa, io si aspettava che in questi giorni lui comunque non è uscito perché è maltempo, ma comunque ha detto che l'acqua è calda, quindi è un po' strano di questi tempi, cioè, potresti fare i bagni ancora qua. Sì, sì, e non è uscito perché è maltempo e il mare è agitato, però ha detto che comunque l'acqua è calda ancora, quindi non è proprio fredda fredda. Quindi non è uscito perché il mare è agitato purtroppo, lui ci tiene, come diciamo qua a Salerno, del nuovo Puz, cioè una barca apposta per la pesca, diciamo, piccolina in effetti. Lui c'ha una barchetta di 8 metri con la rete, con la carriola che lui avvolge la rete, la stende e poi la va a pigliare la mattina. Quindi qua la chiamiamo il Vuzzo, ma penso pure che da Francesco si chiama così. Cianciola, Caricimo Woods. Una cianciola, sì, di 7-8 metri e non è potuto uscire perché il mare era troppo agitato, quindi ha saltato la corsa. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo più tardi, quindi massima attenzione da oggi pomeriggio. Avvocate, vabbè, a te è leggero il maltempo, quindi nulla di che. È solo per il sud Italia questo IPURP. Guarda, io ho mandato una foto a Avvocatella di un polipo, fatelo dire da Avvocatella. Tu, ma Franci, fai una cosa, Franci, mandami l'amicizia su Messenger, su Facebook, così ti aggiungo su Messenger, così ti faccio della foto del polipo. Tanto vai su Facebook e fai Giuseppe Mecchiolo, mi trovi subito, basta guardare la foto quella lì con la maglietta verde e mi trovi. Così ti mando le foto come le manda l'avvocatello, proprio un polipo, due polipi c'è in mano, uno sarà una 3-4 kg e un altro secondo me un paio di chili, ma proprio grossi.
Poi c'è sta una pescatrice gigante che l'avvocatella l'ha vista e gliel'ho mandata, proprio grossa, ma una pescatrice gigantesca. Poi ha preso, che prese più? Un pesce porco. E poi, aspetta, che cos'era l'altro? Ah, è una spigola più o meno di un paio di chili minimo. Ma bella pescata, diciamo. No, questo è specializzato in polipi, seppie, savaco e retini. No, vabbè, io avevo detto, eh. La pescatrice, un bel tubetto che la pescatrice ci vorrebbe proprio. Pure oggi ci direbbe con sto freddo qua, una bella tubetto che la pescatrice, no, Franci? Ci dice proprio. Vabbè, voglio un bello a me mangiare, se no va a finisce malamente. Tanto è quasi orario pure, 12:37. Sì, sì. Oggi spezzatina, avvocate. Può darsi pure, adesso che... Può darsi pure che sia così, Massimo. No, avvocato, veramente, io ieri sera sono andato da mamma e mamma... Zucca, no, mamma urlava perché nessuno aveva mangiato a casa da mamma, papà, la bambina, sa? Mi ha dato un contenitore di parmigiana, mi ha dato braciola, doppia coperta, proprio mi ha dato tutto il set completo, quindi oggi è come se fosse domenica per me. Perché mia mamma ha detto adesso chi se lo mangia, è un casino che io cucino e qua non mangia nessuno. Ho detto non ti preoccupare, mamma, dammi qua. Quindi mi sono portato un bel camino di parmigiana. Poi ci ha messo salsiccia, la costina di maiale, il muscolo, cioè la carne, poi la carne di vitello, la polpetta, proprio una bomba, avvocato. Oggi mi scassa, Francesco. Oggi è domenica per me, non è lunedì. Ma guarda, sai che cos'è, Francesco? Mio padre, voglio questo, e voglio questo, e voglio questo. Poi quando è... Ma non lo so, Massimo, ti dico una bugia. A finale quando poi deve mangiare, Francesco, no, non lo voglio, no, questo non mi piace, questo poi me lo mangio più tardi e poi non se lo mangia. A papà gli piacciono più le cose fritte, sai? Ma papà è proprio quello fa il contrario, papà. Papà soffre di diabete, colesterolo, uova fritte, carne fritta, i funghi, i porcini fritti con patate, tutte cose che gli fanno bene, come dico io. Proprio a scassare proprio. Poi papà non è che si fa due uova, no, papà se ne fa cinque. Cioè papà si fa la convenzione da sé più o meno se non lo fermi. Diciamo che papà se va bene quattro uova se le fa tranquillamente a occhio di bue. Quindi è un pericolo proprio. Poi incomincia a dire non mi sento bene. E poi mamma incomincia, ha visto? Da dritta. E stanno sempre a fare quello poi a finale. Quindi al finale gli ha fatto fare la parmigiana. Gli ha fatto fare tutto il ragù. Al finale non ha mangiato solo un po' di pasta e niente più. No, Francesco, tu sei scarso, Francesco, vabbè. Vabbè, eppure è magro, papà, non è che diciamo è grave, proprio è magro proprio, papà. Però, giustamente, papà certe volte quello dice, a me e a Enzo, no? Che siamo più grossi, no? Che siamo belli grassocci, no? Sì, sì, cane e gatte. Dice, ma com'è? Io sono snello, ho colesterolo, triglicerici, c'ha tutte queste cose. E poi dice, io sono magro e tengo tutto. Dico, papà, si vede che noi abbiamo solo la pancia. Noi il colesterolo e ce l'abbiamo nella pancia. Sì, sì, ci sarà il vento, sì, sì, già qua ci sta, ragazzi. Ha detto, papà, tu una cosa devi avere, o ce l'hai nel sangue o ce l'hai nella pancia. E noi ce l'abbiamo nella pancia, ha detto. Mamma mia. Perché se lo vedi, quello è magro, no? Allora ti dici, questo non può tenere, sa, colesterolo, queste cose qua. Invece penso che siamo belli cicciottelli, non abbiamo queste cose, capì? Dice, papà, ma come mai? A voi no? Io che sono magro, soffro di queste cose. Non dico, papà, è una cosa... Tu c'hai il fisico, noi no. Sì, sì. No, secondo me, io ho detto così, secondo me il colesterolo a me è arrivato al limite e si è azzerato di nuovo, capì?
Secondo me questa è una tecnica, cioè noi l'abbiamo fatto arrivare a 5.000, poi ha superato il limite, è tornato a zero, capì? Quindi è ritornato normale. Guarda Giuseppe, qua a Salerno ci sta un sacco di vento, quindi mo non so se salirà pure a Napoli, però da come stanno messe le previsioni per oggi addirittura mo è uscito st'uragano, improvvisamente vado sai, a girare per vedere qualche notizia particolare, vado a vedere uragano in arrivo. Cioè, addirittura, a parte il maltempo che ci sta, sì, noi teniamo, io ho la tartaruga al contrario, Francesco, come dico io sempre, io ce l'ho, ce l'ho al contrario. Diciamo che ho letto proprio quest'articolo proprio della protezione civile, ragazzi, che sta scritto uragano tropicale nel Mediterraneo, a rischio Sud Italia. È stato individuato, diciamo, tra la Sardegna, le isole Baleari e il Nord Africa. E guai, ognuno c'ha la tartaruga a modo suo, e noi ce l'abbiamo avanti la tartaruga, che mi fa? Oh, ragazzi, uomo panciuto è sempre piaciuto, c'è sta. Oh no, Franci, uomo panciuto è sempre piaciuto, il detto antico non sbaglia, ragazzi. Guarda Massimo, io ho fatto un paio di video su sto fatto di punto di non ritorno e io già l'ho detto un sacco di volte che secondo me già abbiamo oltrepassato quel famoso punto immaginario, diciamo. Però tutti quanti a dire no, 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 secondo me quel punto immaginario, cioè del non ritorno, che non si può fare più nulla, secondo me già l'abbiamo passato da 3-4 anni, secondo una mia opinione, poi posso pure sbagliare, per l'amor di Dio, però secondo me già siamo sul punto di non ritorno, già da un paio d'anni minimo, cioè che non si può fare nulla per cambiarlo, cioè adesso proseguirà così e non ci sarà, puoi fare tutto quello che vuoi, adesso è troppo tardi, cioè queste precauzioni andavano fatte almeno 15 anni fa, cioè emissioni diciamo di tutto l'inquinamento in generale, diciamo di tutto. Tu calcola che siamo 7 miliardi e mezzo su sto pianeta. Calcola che ogni famiglia ha 4 auto. Calcola quante emissioni di anidride carbonica arriva nell'aria. Per non contare tutte le fabbriche, gli inquinamenti, la roba radioattiva che scappa dalle centrali nucleari. Cioè, al finale, ragazzi, un po' ce l'abbiamo anche cercata noi, diciamo così, chiaramente, bello detto napoletanamente. Quindi un po' è il pianeta che va comunque, fa dei cicli suoi, un po' ce l'abbiamo messo pure noi, allora ci troviamo proprio in un, come dico sempre io, la parola casino, cioè nel senso di caos. Quindi un po' è dovuto perché comunque il pianeta Terra fa i suoi cicli e ci sta pure. Poi ci abbiamo messo noi la botta finale e arrivederci. Io spero che ci sbagliamo tutti sto fatto del punto di non ritorno, perché non sarebbe una cosa bella poi. Perché vedi, si scatenano uragani, si scatenano terremoti. Adesso pure il terremoto in Francia, ragazzi, una parte sismica che non esiste in Francia. La Francia non è sismica, ha fatto il terremoto, una cosa rara hanno detto ieri, quindi ho fatto il video. E il terremoto hanno detto, guarda, è un evento raro in Francia perché non è sismica la zona. Eppure l'ha fatto comunque il terremoto, quindi è pure pesante, di 5,4. Quindi oramai come ti dico io Massimo, non si capisce più nulla, quindi adesso non possiamo dire ma qua non deve succedere perché è tutto imprevedibile. Quindi è inutile dire vabbè, ma in Francia stiamo tranquilli perché qua i terremoti non li fanno, no, perché vedi poi quando lo fa pure pesante. Oppure che ne so, l'uragano in Italia non può arrivare perché gli uragani qua non arrivano. Ma chi l'ha detto? Perché se incomincia a tropicalizzarsi la zona, arriveranno pure qui. Quindi non diamo nulla per scontato al finale. Tanti anni fa, sì, dicevamo tutti, vabbè, gli uragani nel Mediterraneo non arriveranno mai perché questa è una cosa dell'Oceano Atlantico e vabbè, ci stava.
Ma ora vedi, poi sembra tutto cambiato, le regole stanno, diciamo, cadendo su se stesse, stanno crollando le regole che avevamo. Quindi se domani mattina arriva un uragano in Italia non mi meraviglio più di nulla io. Quindi almeno io credo che sia così, eh. Quindi pure adesso, mo lascia perdere che loro ha detto uragano che si sta formando nel Mediterraneo, ma già sta cosa non è buona, perché in effetti nelle nostre acque non dovrebbe proprio, ma proprio formarsi una cosa così. Lascia stare che l'hanno chiamato TLC, Tropical Like Ciclone, oppure Mediterraneo Urricane, ma è un ciclone, un uragano al finale, quindi è un profondo centro depressionario. Un profondo centro depressionario è un uragano, quindi in parole povere è così, ragazzi, non è che lo dico io. Se analizziamo le parole, un profondo centro depressionario significa formazione di un uragano posizionato tra Sardegna, Baleare e Nord Africa. Innescherà un intenso flusso di correnti perturbati perché aria calda, aria fredda, acqua calda, acqua... È un casino, ragazzi. Se si imbroglia tutto, ragazzi, e incomincia a formarsi l'uragano, quello è. In effetti sono... è come se facciamo positivo e negativo, ragazzi, e scoppia e basta. E così pure l'uragano. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo più tardi. Terrò aggiornata la situazione sul meteo. Anche per me, giustamente, per vedere. Qua sta piovendo e c'è un sacco di vento per il momento. Quindi credo che questo abbia ragione, che nel pomeriggio peggiorerà di molto. Quindi già ora qua c'è vento e piove. Quindi stiamo chiusi in casa e sta piovendo pure abbastanza bene. Fammi vedere. Ecco qua, ti faccio vedere, ti passo proprio, diciamo, direttamente alla realtà. Eccolo qua, ragazzi. Come potete vedere, stanno suonando le sirene pure, ragazzi, perché ci sta il maltempo, sta piovendo da stamattina, è così. C'è vento, poi suonano anche le sirene perché ci sta forte vento, ragazzi, come potete vedere. Sto giusto fuori con la testa, giusto, perché se no qua mi faccio un'altra volta il bagno. Vabbè, ragazzi, vi saluto da Salerno, pioggia qui, ragazzi, e vento fortissimo. Ciao a tutti, ragazzi. Non si può stare fuori, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi.